Categoria CD sul miglio, sono 6 al via, lo schieramento 1 Noodles BF, 2 Rouen Pest TFT, 3 Ziguli Rock, 4 Ulassai, 5 Finger Cross, 6 Una Bella Gara. I favori per una bella gara in chiusura nei confronti di Ziguli Rock. Molto vicini però i due nella valutazione, macchina che accelera, la velocità iniziale di Ulassai e di Una Bella Gara che si avvantaggia. Una Bella Gara scavalca Ulassai in 100 metri e scende quindi in corda per guidare dopo il passaggio della prima curva. Tutti in fila indiana alle spalle di Una Bella Gara, Ulassai, poi Noodles BF in terza posizione, mentre nelle posizioni di retroguardia c'è Ziguli Rock, quarta posizione per Rouen Pest TFT, chiude Fingers Cross, 400 in 31,2, ha già provveduto a moderare l'andatura. Giuseppe Lombardo Junior in salchi a Una Bella Gara, completi 600 addirittura in 48, andatura decisamente rallentata. Ora progredisce gradualmente Ziguli e avvicina Ulassai, mentre la leader completa in 1.3.9 gli 800 iniziali. Corsa davvero fin qui molto tranquilla per la battistrada, mentre Ziguli Rock risale all'esterno di Ulassai, ma a questo punto gradualmente comincia ad accelerare anche la leader, quindi 15.5 il parziale, 1.19.4 il chilometro. Una Bella Gara ora allunga decisamente sotto la spinta di Ziguli Rock, 400 alla conclusione, 14.5 il parziale, rimane a contatto Ulassai, poi Noodles BF, gli altri non progrediscono. Metà dell'ultima curva superata con Una Bella Gara in piena accelerazione e seguito da Ulassai, mentre all'esterno Ziguli Rock accusa qualche battuta a vuoto e retta d'arrivo con Una Bella Gara che deve vedersela con Ulassai. Poi anche Ziguli Rock prova a ritornare, ma Una Bella Gara controlla e vince. Secondo posto per Ulassai, al terzo Ziguli Rock, 1.16.2, il ragguaglio conclusivo. 28.6 a chiudere, 14.3 la retta d'arrivo. Praticamente si è limitato a un trottone finale. Una Bella Gara, 500 conclusivi per arginare i tentativi di Ziguli Rock e in arrivo quelli di Ulassai che finisce bene al secondo posto. La vittoria invece per Una Bella Gara di Giuseppe Lombardo Junior, Lucio Colletti al training, quota crollata a 1,41 al totalizzatore, 1,90 quota fissa per la vincitrice Una Bella Gara.